Vai a far meta, vai a far meta. Vai a far meta. Scappa, scappa, scappa. Scappa, bravo. Ok. Fai meta. Brava. Dai, fai un altro giro. Per la prima volta ospiti degli immensi spazi verdi del San Marco Rugby Venezia Mestre di Favaro Veneto, i ragazzi di Anfas e Asdive, insieme qui fino ad agosto per liberare energie e voglia di vivere e imparare dopo il lungo lockdown. Il progetto di collaborazione tra la società sportiva e le due associazioni di sostegno a persone con disabilità nasce a novembre e adesso ha preso forma. Qui sono circa una ventina di ragazzi, ovviamente non sono sempre presenti perché hanno altre attività, ma fanno i centri estivi e quest'anno abbiamo avuto la grande opportunità di collaborare con i campi da rugby. Il rugby come scuola di vita, il terzo tempo della solidarietà, il nome del progetto. Se non c'è un ragazzo dietro che ti aiuta, chi è davanti non fa niente. Se questi ragazzi non hanno noi dietro, non hanno la possibilità e noi non abbiamo possibilità da prendere da loro tutto quello che loro hanno. La serie di esercizi che poi vengono come dire, praticati sul campo dai ragazzi che fanno rugby è di coordinazione, di fidarsi dell'amico. Un ragazzo disabile deve sapersi fidare. Non dimentichiamo, e questo aggiungo molto importante, che alcuni sono autistici. Sport e laboratori di creatività nelle giornate trascorse insieme. Naturalmente ci sono anche obiettivi da raggiungere, e cioè puntare sull'autostima, aver fiducia di se stessi e aumentare quello che si chiama io posso, anch'io posso. Ospite per testimoniare l'importanza di questa collaborazione e di fare sport, l'assessore alla sicurezza Giorgio D'Este. La sicurezza passa certamente attraverso un processo culturale, quindi la cultura stessa e il mondo dello sport, dove noi possiamo dare indicazioni ai nostri ragazzi per ritrovare valori, trovare una disciplina, capire cosa significa rispettare le regole.